Potenziare sempre di più gli sportelli psicologici, soprattutto nelle scuole, e istituire la figura dello psicologo di base, che deve essere anche calibrata sulle necessità del territorio, sfruttando la rete delle case di comunità. Sono 99 le case di comunità hub del nostro territorio che devono prevedere al loro interno una figura professionale capace di affrontare le sfide che il disagio giovanile, ma anche la necessità di garantire un maggiore benessere mentale ai nostri cittadini richiedono, e quindi favorire l'ingresso dello psicologo di base all'interno delle case di comunità, potenziando quindi i servizi in favore dei nostri cittadini veneti. La figura dello psicologo di base deve entrare a pieno titolo nelle case di comunità. È una delle prime proposte che abbiamo lanciato nella nostra campagna elettorale, e l'ho fatto molto volentieri perché ritengo fondamentale investire nella prevenzione, soprattutto per quanto riguarda il disagio mentale. Noi dobbiamo sfruttare la rete già esistente delle case di comunità, riuscendo ad investire maggiori risorse per l'assunzione degli psicologi. Per quanto riguarda i finanziamenti è necessario sfruttare le opportunità sovraregionali, tra cui il PNRR, la missione 6, il Fondo Sociale Europeo, razionalizzare la spesa sanitaria anche tenendo in considerazione gli effetti benefici che la prevenzione può garantire alle casse della nostra regione. Lanciare campagne di sensibilizzazione regionali sul disagio mentale, che non deve più essere visto come uno stigma, ma parte integrante dei programmi amministrativi della nostra regione. È assolutamente fondamentale anche aprire sportelli psicologici nelle scuole e garantire quindi una prevenzione dei rischi di violenze giovanili e di bullismo. Oltre a tutto questo è fondamentale anche potenziare gli strumenti di prevenzione alle dipendenze. Oggi la psicologia deve essere vista anche come una forma di prevenzione, quindi ogni euro investito nello sviluppo degli sportelli psicologici significa anche un forte aiuto alle nostre casse regionali per quanto riguarda poi le spese sanitarie di cura e di follow-up dei soggetti.